secondo appuntamento della settimana della lingua siciliana, un appuntamento con i ragazzi del liceo classico La Farina. In settimana ce ne sarà un altro con il liceo classico Mauro Lico. Qual è l'importanza di parlare ai ragazzi ed in particolare ai ragazzi del liceo classico? Grazie per la domanda, perché effettivamente loro sono tra i nostri obiettivi privilegiati. Sicuramente questo percorso vuole coinvolgere tutti, a prescindere dall'età, è trasversale, ma certamente gli studenti, i giovani sono coloro i quali possono e devono potersi approcciare alla lingua siciliana, alla possibilità di poterla valorizzare. Quanto è importante oggi battersi perché il siciliano venga riconosciuto come lingua e perché no venga studiato anche nelle scuole, anche nei licei classici? Sì, purtroppo non è considerata ancora come una lingua al pari di altre, come il napoletano ad esempio, o come anche la lingua che si parla a Malta è considerata una lingua. Noi abbiamo delle tradizioni molto lontane, molto vere, e quindi è importantissimo che la scuola non chiuda, ma anzi apra. La scuola anzi è proprio il luogo di apertura per eccellenza. E quindi benvengano anche questi eventi e ringrazio ancora una volta Davide Liotta per questa opportunità. Qual è la sensazione di essere qui a raccontare la propria storia, la storia di questa canzone che ha fatto la storia della musica siciliana davanti a centinaia di ragazzi del liceo La Farina? Vabbè, la sensazione è sempre la stessa come quella di 40 anni fa quando cominciamo. Allora forse c'era un po' di inconsapevolezza sul fatto di poter essere, di aver fatto, di fare una cosa che poi magari rimaneva nel tempo.